Avrebbe dovuto essere un semplice passaggio formale, nessuno si aspettava che la proposta di inserire la lingua veneta tra quelle tutelate dallo Stato italiano potesse essere bocciata proprio dal Consiglio regionale del Veneto, ma l'esponente di Unione Nord-Est, Mariangelo Foggiato, estensore del documento, non aveva fatto i conti coi dissapori tra Lega e PDL. I consiglieri azzurri presenti in Commissione Cultura si sono infatti astenuti, rendendo decisivo il voto contrario di PD e Italia dei Valori. Nulla di nuovo rispetto al centro-sinistra, che ovviamente da sempre è contro le lingue locali e contro anche la lingua veneta. Quello che non ci aspettavamo è questo tiro mancino da parte del PDL, che evidentemente predica bene e razzola male, quindi bisognerà fare una seria riflessione, perché ovviamente il Veneto o ha a 360 gradi l'interesse della sua politica, altrimenti dobbiamo parlarci chiaro, non solo tra di noi, ma soprattutto con i veneti. La nostra proposta di legge avrebbe colmato una lacuna, spiegano da Unione Nord-Est, visto che le lingue riconosciute dallo Stato sono ben 12, tra cui il friulano, l'occitano e il franco-provenzale. È sconcertante che sia proprio il Consiglio regionale del Veneto a dire col voto che la nostra lingua non merita le stesse tutele. È anche una conferma che il palazzo è sempre più lontano dalle aspettative della nostra gente. Ricordo che solo qualche settimana fa a Cittadella, alla festa di Raíces Venete, c'erano oltre 50.000 veneti che hanno chiesto con gioia ma con determinazione il riconoscimento della lingua veneta. E proprio dall'Associazione Culturale Raíces Venete arriva la condanna più dura. Se il razzismo si dimostra discriminando fra culture più e meno importanti, argomentano i venetisti in una nota, allora possiamo dire che oggi è stato dato un chiaro esempio di razzismo culturale.